Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla pillola del vostro Marietto veneziano. E come avete visto dalla mascherina, alla domanda con le nostre sibille chiacchierine, ci sarà una sorpresa. Quindi noi adesso faremo i 3 bei mazzettini, voi vi concentrate sul 1, 2 o 3, mazzettino numero 1, mazzettino numero 2, mazzettino numero 3, e penserete fortemente alla domanda. Ci sarà una sorpresa. Bene, adesso mischiamo le nostre carte, le nostre sibille chiacchierine che ci dicono sempre qualcosina dietro le quinte, sanno sempre cosa succede e però fanno un po' le birichine alcune volte. Bene, adesso facciamo i nostri mazzettini. Iniziamo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bene, mettiamo via il nostro mazzetto e mettiamo bene i nostri mazzettini. Mazzettino numero 1, mazzettino numero 2, mazzettino numero 3. Ripeto, mazzettino numero 3, mazzettino numero 2, mazzettino numero 1. Concentratevi bene, respirate, magari fermate anche il video, concentratevi. Alla domanda ci sarà una sorpresa. Queste sono le vostre sibille interattive del Marietto veneziano che ve le offre a voi, quindi concentratevi. 1, 2, 3. Bene, adesso iniziamo col mazzettino numero 1, spostiamo il 2 e il 3 e vediamo se ci sarà una sorpresa. Domestico, gelosia, superbia, casa e falsità. Riprendiamo: domestico, gelosia, superbia, casa e falsità. Allora, qui alla domanda precisa ci sarà una sorpresa con le nostre sibille chiacchierine, vediamo che si inizia bene, con un bel domestico, fiducia, tranquillità, servilismo, insomma una persona che è fedele. Poi vediamo che entra in scena la gelosia e la superbia. E quindi in questo caso qua vediamo che questo domestico, questo aiutante invisibile o che c'è anche nel nostro cuore, nella nostra mente di qua e di là, è sobillato da un momento di gelosia e di superbia, e quindi la cosa sembra un pochettino, alla domanda ci sarà una sorpresa, instabile. Poi vediamo subito che segue subito la casa, quindi grande stabilità. E diciamo che gelosia e superbia fra domestico e casa sarebbero annullate, però purtroppo sulla finale c'è falsità. Quindi noi iniziamo bene con un bel domestico fedele e riusciamo a chiudere questa gelosia, questa superbia con la casa, però purtroppo in finale c'è questa falsità che gioca un ruolo determinante. E quindi direi che fra gelosia e falsità sì, ci sarà una sorpresa. Quindi chi ha scelto il mazzettino numero 1 per il momento avrà una sorpresa che non è tanto diciamo positiva, perché gelosia e falsità insomma sono due carte pesanti. Bene, quindi cari amici, per il primo mazzetto le sibille ci dicono attenzione, stiamo in campana, perché qui la situazione è piuttosto in bilico. Vediamo il mazzettino numero 2 delle nostre sibille. Alla domanda sempre ci sarà una sorpresa. Militare, leggerezza, pensiero, gran consolazione e riunione. Ripeto, militare, leggerezza, pensiero, gran consolazione e riunione. Qua la situazione invece direi che va molto bene, perché militare è una situazione molto dura, molto intrigata, con dei segreti, con delle cose dette e non dette, ma piuttosto sempre ruvida e pesante la situazione. C'è la situazione che è anche presa un po' di leggerezza, e questo militare sta a indicare proprio che magari bisognerebbe essere un po' più duri. E infatti dopo la leggerezza c'è spuntato pensiero. Queste nostre azioni per la sorpresa che ci aspettiamo ci portano a pensare, però sul finale questa sorpresa qui, se ci sarà veramente positiva, perché vediamo una gran consolazione, speranza di doni che però verranno dati con la riunione. Quindi ci sarà un buon esito per ciò che voi pensate sarà una sorpresa, qualsiasi essa sia
è mazzettamente nettamente positiva per voi. L'unione gran consolazione è iniziare col militare, signori, è un 6 all'8, praticamente qua tutto quello che è in mezzo è neutralizzato da militare e riunione, quindi buono, la sorpresa se ci sarà, sarà sicuramente dalla vostra parte positiva. Quindi per il secondo mazzetto diciamo che la situazione è molto positiva se ci sarà una sorpresa. Mazzetto numero 1 così così, un po' indecisa con falsità sul finale, mazzetto numero 2 molto positiva. Vediamo il mazzetto numero 3 cosa ci dice. Gran signore, donna maritata, bel vedere, mercante e disgrazia. Vediamo di nuovo. Gran signore, donna maritata, bel vedere, mercante e disgrazia. Qui vediamo subito la partenza, gran signore, quindi chiunque vuole farci una sorpresa o se ci sarà una sorpresa sarà una sorpresa in un certo senso meditata con gran potenza e chi la guiderà sarà una persona molto stabile e seguita anche da donna maritata, quindi la stabilità come si dice, impersonificata, quindi gran signore e donna maritata molto positiva se ci sarà questa sorpresa, è seguita da bel vedere, quindi la notizia ci sarà in arrivo e sarà guidata anche da un mercante, quindi una persona di intelletto superiore, una persona che sa ragionare, però attenzione che chiude con disgrazia. Quindi noi partiamo ben guidati da un personaggio che può essere anche spirituale, di un gran signore, stabilità di donna maritata, noi ci crediamo e guardiamo lontano e vediamo arrivare un personaggio intelligente che però, attenzione, sta portando l'acqua al suo mulino e quindi di conseguenza porterà del tribolazione. Diciamo che se la sorpresa ci sarà, all'inizio sarà positiva, molto positiva, ma sul finale vediamo che la situazione è in degrado. Il mercante cercherà di fare qualcosa, però purtroppo, sebbene sia una persona saggia e intelligente, chiude con un brutto discorso. Quindi la sorpresa, se ci sarà, non sarà sicuramente delle più positive, sebbene il gran signore di partenza dava delle ottime speranze. Quindi riprendiamo un po' la situazione e vediamo un po' i tre mazzetti. Diciamo il mazzetto numero 1 così così, mazzetto numero 2 buono se ci sarà una sorpresa e il mazzetto numero 3 attenzione, la partenza è molto buona ma sul finale si chiude con un pochettino di tremarella. È meglio che insomma state in campana. Quindi chi ha scelto il mazzetto numero 2 è nettamente positiva la cosa, ci sarà una bella sorpresa se ci sarà, chiaramente, in ogni caso se ci sarà, chiaro questo. Grazie cari amici di aver seguito il vostro Marietto Veneziano, vi chiedo se non avete già fatto di mettere un bellissimo vostro like nel canale del Marietto Veneziano e di attivare la campanella e di iscrivervi al canale di Hildegard del Marietto Veneziano e di venirci a trovare sui nostri social Telegram e Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!